La tonificante vittoria ottenuta a Palermo con il Vis Borgonovo ha dato un chiaro segnale alla piazza biancazzurra. Tutti insieme si può uscire da questa categoria e questo è il grido che esce dalla bocca dei numerosi tifosi biancazzurri. Domani, mercoledì 20 marzo alle ore 15, infatti si ritorna in campo per affrontare nuovamente il capolista Don Carlo Misilmeri, che si trova in piena lotta per il salto di categorie. Entrambe le contendenti, vale a dire Olimpica Acregas e lo stesso Don Carlo Misilmeri, provengono da altrettante vittorie e nessuna delle due intende segnare il passo. I rispettivi mister Falsone e Tumminia potranno disporre della migliore formazione possibile, per cui si preannuncia grande battaglia allo stadio Esseneto. Come si ricorderà, la gara giocata lo scorso 10 marzo vedeva in vantaggio la compagine di Giovanni Falsone, che alla fine del primo tempo si vedeva in vantaggio di 2 reti, grazie a Sant'Angelo e Settecase, quest'ultimo su calcio di rigore. Purtroppo l'infortunio all'arbitro della gara, Clemente Cortese, ha annullato definitivamente la gara e adesso si dovrà rigiocare partendo dal nulla di fatto. Alla fine del campionato mancano 4 gare e conquistare i 12 punti in palio rimane l'obiettivo principe della compagine dei tempi. Cambia l'arbitro, infatti la gara di domani pomeriggio verrà diretta da Danile Maria Loverde di Caltanissetta, il quale verrà assistito da Nicola Parinello e Giovanni Figuccia, entrambi di Marsala. In terza categoria, per quanto riguarda le zone alte della classifica, non si muove foglia. Tutte quante hanno vinto e proseguono la rincorsa all'unico posto disponibile per il salto. Le giornate trascorrono, ma dovranno venire gli scontri diretti e allora l'esito potrebbe ridisegnare la graduatoria. Ma vediamo un po' quali sono stati i risultati di questa quarta giornata di ritorno in terza categoria. Atletico Licata Vis Ribera 4-1, Soccer Palmeira Città di Licata 1-1, il Burgio ha battuto il Loiopolo per 4-2, Città di Ribera Virtus Realmonte 7-1, Eraclea Minoa Reale Unione 2-0, Montallegro Campobello 4-2. Il prossimo turno riserva un paio di scontri interessanti del tipo Eraclea Minoa Città di Ribera oppure Vis Ribera Montallegro e poi infine Iopolo Atletico Licata, 3 gare dal pronostico difficile.